We're in the very rural village of Castel di Luccio in Sicily, visiting 81-year-old Grazia. Grazia and her friends 85-year-old Maria and 80-year-old Nina, who are cousins, grew up together. They're making taccuna pasta with a cabbage called cavallo vecchio, a heritage, non-flowering variety which survives both drought and cold. Io sono Maria. Io sono Nina. Io sono Grazia, onorata di avere voi qua in casa mia. Sono felice e contenta. A posto. Perché siamo qua senza fare niente. Ora prepariamo il taccuna che cavolo. This cabbage was grown by Nina's husband. Sto cavolo viene in campagna coltivato da mio marito. Contratto, c'è dire francamente. Coltivate. Contratto francamente. Che sarà contratto? Nina roughly slices it and puts it onto the boil. E l'acqua c'ha, oddio, sale ce ne vuole. Quando si ci mette il taccuna. Quando si mette il taccone. She cracks 3 eggs into around 500 grams of farina di grano duro, or hard wheat flour. Next she adds about 120 ml of water. In the past they made this dough without eggs, which were used for barter. Ora questo è scanare la pasta. Scanare si chiama. Scanare, che si chiama scanare? Scanare la pasta means to work the pasta dough, and Maria kneads it for around 10 minutes. Maria has brought along her own buffetta, or small table, to make the pasta. Ci mandiamo queste cose. A buffetta mangiamo. La padeggia, la pignata in capo. Maria rolls out the dough. So fare il pane. Il mio pane è arrivato pure in America. America, io devo staccare. Nina and Grazia keep a close eye on Maria's progress. A practiced foot keeps the table steady. No, fermiento. The ladies debate in dialect how farming methods have changed. The thickness of the sfoglia should be about 2 millimeters. And Maria holds it up to the light to check it is thin enough. La foglia è fatta ora. Fatta. She then puts it onto the tablecloth to dry. During winter months, it should ideally rest for the whole day. In summer, not so long. The ladies made a sfoglia yesterday, so it's now dried and ready to use. Per fare il taccuna, prima si fa la foglia, però per essere dura ci vuole un giorno d'inverno. Di stagione no. The next step is to break it into pieces, roughly the same size, but no one is measuring. La pasta è dura, ora è meglio da tagliata. Anche. I cavoli quattro su, Prova. The pasta is then heaped into the same water as the cabbage. At this stage, Maria adds salt and chilli. Buona, il sale è buona. Quando si cozza si mangia. The pasta cooks for around 3 minutes. Of course, it needs testing for doneness. I don't quite have Maria's resistance to boiling pasta water.
Scotta means scalding hot and cotta means cooked. Cotta. Sapete, ora devi dire. Qua, adesso tu ora. Maria serves it straight from the saucepan into a bowl, making sure to include some of the cooking water. I taccuna sono pronti per mangiare. Che pronti sono? Mangiamo. Per mangiare. Mangiamo. Certo che ho mangiato. No, ne voglio tutte, non le voglio. Adesso ne voglio. Quattro cucchiarate su due, un Ti ho detto che non le voglio. Ma marito può essere cotta fava verde, pasta che cavolo e mescare Suo cotta. marito si cambrasca. Non così. The ladies all sit down for lunch. This is a brothy dish and no cheese is added. Buon appetito! Click subscribe for regular helpings of Pasta Grannies. And make sure to come back next week when we're in Marche with Olga, who makes macaroncini pasta with fresh tomatoes.